preparando per fare una simulazione di combattimento sportivo. Indossano le protezioni, caschi e corpetti, sono distinti da un corpetto rosso e uno blu per l'assegnazione del punteggio. Di solito c'è una terna arbitrale, un arbitro al centro e 2 giudici laterali. Questa è la famosa incrociata tradizionale. Prima che si incrociano non si possono toccare gli atleti e i colpi non sono validi. Vedete Chiara ha dato un colpo quasi al braccio, di solito viene dato un vantaggio. Su quello ovviamente sono 2 ragazzi di classi leggermente diverse. Il piccolo esordiente A, mentre Chiara è una cadette. Combattono con dei bastoni che sono praticamente bellissimi. Questa è una puntata che ha fatto il ragazzo, valida, e con quel tipo di puntata si vince il combattimento prima della durata del tempo. Di solito i nostri combattimenti durano 2 minuti per la classe agonista e 1 minuto e 30 per la classe preagonista. Colpendo al petto o alla testa si vince il combattimento. È il classico KO come negli altri sport tipo il pugilato. Ecco, qui c'è stata una contemporaneità di un colpo a fianco e un colpo di testa. Sulla contemporaneità vince il colpo di testa. I ragazzi si studiano, come vedete, e poi cercano di entrare. I colpi devono essere dati leggermente e tecnicamente. Se un colpo viene dato forte, anche se è in un punto valido, il colpo viene annullato, e se è dato con estrema forza l'atleta viene squalificato. Quella che Antonio sta eseguendo è la primissima parte della scuola tecnica. Questa che lui ha appena eseguito fa parte del primo gruppo ed è il cosiddetto moulinet, e consiste appunto nel roteare il bastone portandolo ovviamente sempre verso avanti. Questo che invece sta eseguendo in questo momento si chiama corridoio stretto ed è appunto stato pensato per essere eseguito in ambienti particolarmente stretti, dove appunto ci sono delle pareti molto strette, per evitare ovviamente che il bastone possa sbattere lateralmente. Quest'altro invece che lui sta eseguendo si chiama giraperta a mezzo moulinet con parata di colpo di testa. Consiste nel dare 2 colpi al viso in avanti e parare un ipotetico colpo di testa da un ipotetico avversario che si trova di fronte chi la esegue. Per concludere io vi ringrazio. Spero che questa disciplina sportiva possa avere la divulgazione massima, diciamo, sia in Italia, come ha preso già piede. Abbiamo anche una a Torino, in Piemonte e in Lombardia, in altre regioni, e sia anche all'estero. All'estero devo dire che
l'estate scorsa è venuta la BBC proprio per effettuare un documentario sulla Sicilia e le tradizioni e ci hanno chiamato. A me sembrava uno scherzo, ma alla fine hanno fatto una bella intervista alla nostra associazione e una piccola chicca è stata proprio nell'anno 2016, si è concluso con la nostra partecipazione a Italia Got Talent e non abbiamo superato la prova finale su 4 giudici, solo un giudice ci ha dato l'esito positivo, ma il nostro punto d'orgoglio era arrivare sul palcoscenico e far vedere questo sport e farlo conoscere all'Italia intera, e quindi speriamo sempre ad maiore per la nostra associazione.